Inutile dire che sabato prossimo sarà San Valentino, la festa degli innamorati, una festa che però sta cambiando secondo il centro studi di Confesercenti, che con un report descrive una festa sempre meno legata ai regali tradizionali, fiori, cioccolatini e sempre più orientata alle esperienze e alla consapevolezza. Si vogliono spendere soldi sulla qualità e sul differenziarsi da quello che nel passato si faceva, quindi il classico regalo, la classico rosa che comunque resta sempre il regalo più importante per quanto riguarda la festa di San Valentino, però soprattutto le esperienze che si portano e quindi le esperienze che si vogliono fare con il proprio partner. E su questo penso che gli esercizi di vicinato, le piccole aziende, le piccole attività che hanno una professionalità e hanno delle peculiarità importanti possono fare la differenza. Metà degli intervistati non farà regali, mentre chi sceglie di regalare qualcosa opterà per qualcosa di utile o simbolico, con una spesa media tra i 20 e i 50 euro. Molti saranno invece i padovani che festeggeranno al ristorante. L'APPE, l'associazione di categoria dei pubblici esercizi, stima infatti che saranno circa 60.000 a sedersi a tavola nei 1.400 locali aperti, con una spesa media tra i 55 e i 60 euro a persona.